Buonasera a tutti, da Stefania Zizzolfi. Questa sera ho l'onore di avere qui nei salotti di Campania TV un grande artista per ripercorrere un attimino a ritroso i suoi anni di carriera, pur essendo molto giovane. Buonasera Natale Galletta. Ciao Stefania, buonasera, buonasera a tutti. Emozionato, è possibile che tu sei emozionato? Sempre. Innanzitutto sei emozionato perché siamo in uno studio da paura. Bene, complimenti a Campania TV, hanno fatto veramente uno studio eccezionale. Complimenti, complimenti, ci piace anche molto il ventilatore che c'è questa sera, sì. Soprattutto per l'effetto. Il sacro e il profano, io che sicuramente non sono seduta proprio nella maniera più congeniale ad una presentatrice tra virgolette, il sacro, vabbè, il sacro sei tu che quando canti... Abbiamo chiesto di stare comodi, allora stiamo comodi. Dovrei fare una citazione di Piazza Mercato, dovrei dire che tu sei stato soprannominato il Maradona delle canzoni qui a Napoli. Però a Napoli... Sono felicissimo di tutto questo affetto, di queste grandi manifestazioni di benevolenza che il pubblico napoletano ha verso di me, però paragonarmi a Maradona mi sembra un po' eccessivo, dai. Chissà, io mi ricordo che quando... Tutt'oggi quando nomini Maradona ci sono persone che si mettono a piangere. Hai visto? Adoro. Tu sei una testimone proprio. Però mi ricordo che a Piazza Mercato, e poi ci arriviamo a mano, quando dissi questa cosa ci fu un boato assurdo. Vorrà pur dire qualcosa? Vabbè, è stato un boato Quanti erano? Circostanza. Quanti erano a fare quel boato? Mi hanno detto circa 30.000. Ma niente di che, insomma. Ma sarà stata una passeggiata di salute in realtà. Però voglio dire, stasera siamo qui e ne approfittiamo del salotto comodo ed elegante di Campania TV per andare a ritroso nel tempo, come dicevamo poc'anzi, e andare un attimino a scovare Natale Galletta dagli anni 90, quando è approdato pressappoco a Napoli, dico bene? Sì, anni 90 pressappoco. Fino ai tempi nostri e a questi 30.000 cristiani che non volevano sapere niente, volevano soltanto vedere Natale Galletta. Innanzitutto la curiosità che mi viene per la testa e che suppongo venga anche al pubblico è questa. Natale Galletta nasce cantante oppure lo è diventato? Cioè nel senso, potresti mai essere stato un gioielliere mancato, che ne so, oppure hai avuto la fortuna di professare sempre il canto come mestiere? No, mi diceva mia mamma che io dal momento in cui sono nato ho pianto, il primo... Guardate Natale, che se forse fanno te creature, te l'hanno detto? No, mia mamma ha detto tu sembrava che cantassi. Il tuo modo di piangere sembrava che cantassi. Ma l'ho detto la mamma, dammi qualche motivazione un attimino più comunque io sono documentata. Allora io canto sin da quando avevo l'età di 6 anni e già cantavo le canzoni napoletane, classiche, per cui un bambino di 6 anni che ti canta Sole mio, quale motivo? Ho soldato innamorato di Cirincello Vui, una serie C'era una vocazione, perché poi in realtà tu, lo sanno tutti, sei siciliano? Perché papà è stato ed è sempre un grande amatore della musica napoletana e in particolare dei grandi, Merola, Sergio Bruni, Mario Abate. E allora mi ha inculcato lui la musica napoletana. Io agli inizi, dopo crescendo, facendomi più grandicello, 12-13 anni, volevo cantare in italiano, in lingua, e lui mi disse no, o canti napoletano o non cantare proprio. Addirittura? Sì, leva mano, non canta proprio, mi disse. Poi voglio dire, c'è anche l'influenza no, perché dei per mio padre non esiste solo la musica napoletana, non esiste altra musica, per cui dice o canti questa o a me mi risulti proprio indifferente, non mi fai proprio niente. Senti, ma è vera sta cosa che in Sicilia... Allora, siccome da piccoli, scusa, non ti faccio Sì, finire. certo, no, proprio a quello mi riallacciavo. Siccome da piccoli, e tutt'oggi per me, il nostro papà è il nostro idolo. Ecco. E allora io per accontentare il mio idolo, che è mio padre, vabbè, io ci provo. E allora... è così, ho incominciato il mio lungo percorso con la musica napoletana. Ma in Sicilia in particolare si è in qualche modo legati da un metaforico cordone ombelicale alla madre, al papà, cioè si è radicati dentro un certo senso di appartenenza alla famiglia, vero? Io con i miei 45 anni non sono mai riuscito a tagliarlo questo cordone ombelicale. Sei legato? Sì. Tu pensa che io sono sposato, ho 3 figli, e per il volume di lavoro che io svolgo a Napoli mi sarebbe convenuto stabilirmi qui già 18 anni fa.
già quando ho cominciato a fare i primi passi a Napoli. E per i tuoi genitori sei Ed io per legato? il troppo affetto verso i miei genitori, la grande unione che c'è, siamo una grande famiglia, anche con i miei fratelli e le mie sorelle siamo tutti molto uniti. Allora, per non distaccarmi da loro ho preferito sempre fare la spola, a viaggiare tra Sicilia, Napoli, Napoli e Sicilia. Considerando quanto sei quotato qui a Napoli, immagino che, come diciamo dalle Infatti, nostre parti, pigliato Napoli per galleria. Infatti molti Fai Napoli, Sicilia, i miei collaboratori mi chiamano pazzo, perché io bello e buono finisco di cantare alle 2 di notte, mi metto in macchina e me ne vado in Sicilia. Dici, ma no, è a Caserta, a Reda Porta, no? Ormai lo è diventato quasi. Faccio sì, per me è come se andassi a Caserta, parlo come abitudine, ecco, è diventata per me una cosa normalissima andare e venire dalla Sicilia. Me ne rendo conto, non avresti alternative a se questo non fosse punto. per questa autostrada che fa schifo, scusate il termine. Oppure pensavi di far venire mamma e papà qua ad abitare? Niente? No, ma non è solo per mamma e papà, è tutto un fatto affettivo con tutti, fratelli, sorelle. Perché lui si è dimenticato di citare i cannoli, le granite, gli arancini? No, vabbè, ma quelli me li farei arrivare, tanti amici che lavorano sui traghetti, le ferrovie. Vero o falso questo fatto che i cannoli siciliani a Napoli non è mai siciliano? Svelaci questo arcano. È siciliano, ti spiego subito. Okay. Allora, il cannolo siciliano, ma già ci sono quelli che dicono io mi porto la ricotta congelata a Napoli, la faccio scongelare e mi riempio la cialda. E non è la stessa cosa. No, perché la ricotta congelata, poi la scongeli non ha più lo stesso sapore, cambia. Il cannolo in se stesso, quando arriva a Napoli, i pasticceri siciliani per far mantenere la cialda croccante, cosa fanno? Devono comunque fare... Rivestono la cialda all'interno con una crema di cioccolato. Fanno asciugare questa crema di cioccolato, la fanno asciugare e poi mettono la ricotta. Quindi artefatto in qualche modo. Certo, per non far... perché la ricotta giustamente manda l'acqua man mano che è dentro la cialda e la cialda non è più croccante, si fa molle. Allora loro per non fare, perché questo non succeda, mettono sto rivestimento di cioccolato. Lezioni di cucina a cura di Natale Galletta. E allora giustamente non ha lo stesso gusto che ha quando te lo mangi lì fresco. A parte che io sono messinese. Però devo dire... Non ci potevamo sbagliare, perché da quanto tempo sta a Napoli? Lui dice sempre sono messinese, siamo pronti. Però siccome quando si nomina la Sicilia si pensa che magari il cannolo siciliano è buono dappertutto. Invece come non è buona la pizza a Napoli dappertutto, devi conoscere i posti. E il babà, la sfogliatella, le caratteristiche è la stessa cosa. di Napoli. Io ho mangiato pizza a Napoli orrende, l'ho assaggiata e me ne sono andato. Vabbè, Dario, questo fatto non dire. Voglio dire, non lo dire perché a Napoli la pizza è buona per antonomasia, adesso non sbatiamo un ma come è successo che ho mangiato cannoli in Sicilia che ho dato il primo morso e poi li ho cestinati. Per cui, però il cannolo per antonomasia in Sicilia per me è a Palermo. Eppure noi vi sbalordiremo, ma nonostante la dissertazione verbale a proposito di cannoli e quant'altro, che solo a menzionare queste cose sono aumentate a circa 1 chilo, quindi ringrazio la regia per il mezzo busto veramente di cuore. Allora ti dico subito, cannolo e cassate a Palermo, pasta di mandorla zona di Catania e arancini a Messina. Che hai portato stasera? Niente. Bravo, complimenti. Quindi ci conviene parlare di musica a questo punto, dato che è venuto bussando con le mani. Tesoro, ma mi trovavo già a Napoli, come avrei fatto? E quindi è caduto con le 4 zampe per terra, però io avrei con questo caldo la ricotta arriva acida, non è possibile. Vabbè, però di sera senti che come si sta freschi. Si inacidisce la ricotta. Stasera mi sento dopo che fa un fresco, questa sera si sta ad un bene. E allora stasera cannoli siciliani. E quindi stasera siamo principalmente qui, al di là di queste chiacchiere che sono anche divertenti e che mettono a nudo l'artista in una veste che magari avete più curiosità di vedere. Siamo qui principalmente per andare a fare qualche toccata e fuga a proposito della carriera di Galletta. Avrei proposto alla regia, e Sit Like lo fai con me, di andare a scovare prima qualche pezzo vintage di quelli che ne so, per esempio a Napoli, che io ricordi, poi correggimi se sbaglio, ricordo che c'è stato l'esploit, quello totale, con il vestito rosso. 1992. Era di D'Alessio D'Agostino? D'Alessio Zappulla. Ah sì? Allora ho pigliato pure una baglia, sarà che D'Agostino lo voglio bene. Allora D'Alessio Zappulla, Chiedo venia. No, in quel CD c'è un altro brano di D'Agostino che magari poi menzioneremo. In qualche modo mi ero avvicinata. No, ma io ne ho cantati altri brani di D'Agostino. Ma come la vedi se tipo prendi e la cantiamo? Col vestito rosso? Mi piacerebbe tantissimo, nonostante non sia la mia mise questa sera.
Subito? Subito. Però ce l'avevi a Piazza del Carmine il vestito rosso. Ce l'avevo fucsia, più o meno. Vabbè, però. Poi ne parliamo con calma, non avvicinavi svegliamo moltissimo. niente ancora. Vado? Intanto regia, se siamo pronti, vorremmo ascoltare quel vestito rosso. Col vestito rosso. Ok. Vai. Cosa fai? È più di un'ora che aspetto qui, assettate vicino telefono, non mi chiamate, dimmi come mai. Sei da sola, puoi parlare, o c'è ancora lui lì con te? È partito già da un'ora, tornerà domani, tu vieni con me. Vesta presto e venga a togliere, sciogliete i capelli, metti un po' di trucco, bella come piace a me, e ti porterò lontano a domani nessuno che ci può vedere. Posso avere casi ma amanti, sto segreto solo noi all'amma sapere. Non parla, non farmi più aspettare, fammi riattaccare adesso e volo subito da te. Commento sta serata, tutte e due abbracciate, che felicità. O dicesse a tutto il mondo che sono pazze te, ma non ho pazza fa. Quasi l'alba oramai, rifatti il trucco da ci accompagna, non ci pigliamo caffè, passiamo a bocca cosa volete. Scendo giù a pagare il conto, nel frattempo tu chiama un taxi. Ci vediamo in settimana, ma se lui non torna tu fate sentire. Metti quel vestito rosso, io mi vesto presto e vengo a togliere, sciogliete i capelli, metti un po' di trucco, bella come piace a me, e ti porterò lontano a domani nessuno che ci può vedere. Posso avere casi ma amanti, sto segreto solo noi all'amma sapere. Parla, non farmi più aspettare, fammi riattaccare adesso e volo subito da te. Commetto c'è sta serata, tutte e due abbracciate, che felicità. O dicesse a tutto il mondo che sono pazze te, ma non ho pazza fa. Ogni qualvolta lavoriamo insieme mi succede di trovarmi a fare la tua fan scatenata, infatti sono corsa dall'altro lato, di solito si va a fumare la sigaretta oppure che ne so, si va a fare qualcos'altro, una telefonata, quando canta Galletta anche a Piazza Mercato io mi metto dall'altro lato e comincio a cantare a squarciagola, a strapparmi i capelli perché lui è un personaggio, cioè c'è poco da... caspiterina se lo è. Beh, però, a proposito di grandi successi, qui ti sei consacrato a Napoli e insomma Sì. era quasi conseguenziale, però non credo che un talento come il tuo sia passato inosservato in Sicilia, perché è da lì che tu arrivi. Infatti io sono arrivato a Napoli un po' dopo aver fatto... cioè, modestia, io sono molto modesto, però in questo caso, devo dirlo, dopo aver fatto un po' il giro del mondo sono arrivato a Napoli.
perché già cantavo da 18 anni quando sono arrivato a Napoli. Allora in Sicilia avevo avuto un gran bel successo in tutte le piazze, avevo fatto dei concerti, Calabria, un po' in tutto il sud Italia. Sono stato tante volte al nord, Germania, Belgio, Francia, Stati Uniti d'America, Canada, Australia. Allora ho detto, ma io... Poi perché fermarsi proprio a Napoli? ma io ho detto, canto in dialetto napoletano, perché non devo andare a cantare nella mamma della canzone napoletana, proprio nel ventre dove nasce la canzone napoletana? Ho una curiosità. Sì. Siccome tutti, ne abbiamo parlato anche alla radio, anzi a proposito li saluto Radio Studio M che da lì insomma parte la Zidolfi e viene qui a rompere le scatole con la Galletta. Ciao Viscardi. E dicevo, siccome ne parlammo anche alla radio, facciamo una piccola incursione a proposito di questo argomento, tutti quanti fanno la corsa per andarsene fuori dai confini napoletani a cantare, mentre proprio tu che hai girato il mondo puoi confermare la tesi che Napoli invece è la piazza più invidiata, più vantaggiosa e più florida che abbiamo? Sicuramente. Non ti dico nel mondo, io guarda, nei vari tour che ho fatto negli Stati Uniti, ho avuto l'onore e il piacere di fare degli spettacoli con dei grossi nomi della musica italiana internazionale, quali Toto Cutugno, Albano, i Pooh, i Ricchi e Poveri. E questi personaggi mi dicevano che loro sarebbero felicissimi se potessero fare i matrimoni come li facciamo noi a Napoli, soltanto che i loro contratti discografici con le varie produzioni non gli permettono di farli. E magari qui non lo apprezziamo perché l'erba del vicino li vorrebbero fare. E gli ho detto, guarda che non è facile andare lì, attaccare la spina all'amplificatore in 10 minuti e cantare. Loro, io vedevo quando facevano il sound check con il loro gruppo, ci mettevano un paio d'ore, ho detto, questi come farebbero a fare i matrimoni? E sarebbe impossibile per loro fare i matrimoni. Secondo me è pure un fatto d'abitudine. Comunque, certo, ma noi ci adattiamo, perché comunque i ristoranti sono nati per andare a mangiare, non per suonare, per cui ci sono molti ristoranti in cui non esiste acustica, tu non ci puoi cantare, hai voglia, puoi avere il miglior fonico al mondo, puoi avere il più grosso impianto. Ormai non è più così, non si sentirà mai bene. I ristoranti sono sinonimo di cantanti da una vita qui a Napoli. Lo so, però io parlo, non sono organizzati acusticamente certo, perché si ascolti bene la musica. Ovviamente, certo. Ci sono dei ristoranti invece in cui riesci tu ad ascoltare benino, per carità. Però i ristoranti nascono per far mangiare le persone. Adesso mi devi trovi bene. No, stavo scherzando. Come? Volevo fargli cantare, ma non nel senso proprio di canto, volevo fargliela cantare. Quali sono i ristoranti in cui ti trovi meglio e quelli peggio? Però mi piglia a randellate, non è il caso, quindi scherzava, su te si trova bene dappertutto. No, ma non sarebbe offensivo, perché come ti ripeto, i ristoranti nascono per far mangiare le persone, non per suonare dal vivo, per fare musica dal vivo. Ritorniamo a parlare di musica, che però ci sono dei posti dove si sente bene, posti in cui ancora, guarda, io cerco di salvarlo, lui fa proprio il kamikaze, non è colpa mia. Voglio dire Polverino, e ne approfitto per salutare anche la Opi Music tutta. Salutiamo la Opi Music e poi tutto il giovanissimo gruppo di Galletta. Non dimentichiamo la nostra grande agenzia Music Live dei nostri amici Carlo e Clemente Menzione. Questa sera dovrebbe essere da queste parti. Grazie a Campagna TV che ci ha ospitato in questi studi favolosi, a cui rinnovo ancora i complimenti, e grazie a tutto lo staff. Io personalmente facciamo noi l'applauso a voi. Voglio fare un applauso agli studi nuovi di Campagna TV che sono splendidi, e poi da parte mia proprio, se me lo permetti, voglio fare un applauso a chi cuce le giacche e le cravatte di Clemente Menzione. Grazie, veramente sentite, grazie, perché ce vo'. Vabbè, ma quello è andato a finire anche sulla Rai. È diventato un suo vezzo, per le sue giacche e le cravatte, per cui ha fortificato il suo personaggio anche grazie a questo. Come? No, ad esempio Galletta cura il suo look, cura la sua coordinazione, ecco. La mia coordinazione? Esatto. Io faccio tutto io. Non è da te, comunque insomma. Ma anche se avessi una coordinatrice, non gli farei mai mettere bocca sull'abbigliamento, perché io ho i miei gusti. Vabbè. La tua eventuale coordinatrice, ne prendo uno a caso. A prescindere da quello che va di moda, no? Dico una coordinatrice qualsiasi, adesso non faccio nomi perché potrebbe essere una qualunque. Chiunque essa sia, la tua prossima coordinatrice, sicuramente la prossima. Non avrebbe, la tua prima, anzi. Non l'ho mai avuto. La tua prima, non so manco chi sia, insomma, non mi rendo conto di chi potrebbe essere. No, prima non di te, da ridire sul tuo look. Prima di te l'ha fatta mia moglie.
però vabbè, lì giocavi in casa, sì, che però c'entra? ma ho licenziato anche lei. Pure è buono, Ma non nel senso che mi sono separato, no, per carità. L'ho licenziata come coordinatrice perché un giorno ho detto vabbè, mi servono delle camicie, qualche jeans, qualcosa, comprameli tu. Se ne è spuntata a casa con delle cose orrende che io non mi sarei mai messo, ho detto vabbè, licenziata, basta, non succederà più. In linea di massima devo dire come gusto femminile Galletta può andare come look perché No, è ma tranquillo. anche se non andasse non me ne fregherebbe niente. Perché io voglio salvare chi lei, guardate, io voglio provarci, però perché lui batte, allora, continua. Io sono uno che va controcorrente, non mi metto mai le cose che vanno di moda, non mi vesto mai come si vestono tutti gli altri. Io mi vesto come mi piace. Ti sei creato il tuo personaggio. Sta giacca, mi piace come mi sta e me la metto. Poi che sia di marca o no, non mi interessa. Può costare 1.000 euro, può costare 100 euro, non mi interessa neanche. Mi metto ciò che mi sta bene addosso e mi piace. Non mi interessa né delle marche, non mi interessa della moda, non porta niente. Meno male, senza non porta niente, casomai se non lo aveste capito, a lui non importa nulla. Senti un po', Galletta, siccome non te ne importa proprio di niente, ma sicuramente di una cosa te ne importa, sì, della musica. Di te, mi devi fare da coordinatrice. Andiamo in video? Facciamo così, andiamo in video, ti do la mia parola. Ti do la mia parola? Che ne vale la pena, okay. Guarda. Quando mi vedi, come mai non riesci ad evitarmi negli occhi tuoi? C'è la stessa luce che riflette negli occhi miei. Non credo che l'emozione si può soffocare, fammi sapere quanto tempo ti dovrò aspettare. Io con te sono già impegnato con un'altra, ma si marisce sì, ma fai morire. Ti do la mia parola, mai nessuno lo saprà. Di me ti puoi fidare, di ma tu già m'andrà. E tutto quello che accadrà nel nostro cuore resterà. Diventerà un segreto che vivrà dentro di noi. Ti do la mia parola, ma non mi faccio aspettare. Con te voglio fa amore, non ti fa desiderare. Ma sono stancato di suonare, fammi campare in realtà. Dammi un appuntamento, dimmi solo a dove ci mi appigliare. Tu come me, quante scuse dovrai raccontare? Dimmi se c'è un'amica che ti regga il gioco. Io sono pronto, non resisto ad aspettarti ancora. Sarebbe bello sabato sera, una cena al lume di candela, per una serata più romantica, e poi finire a far l'amore. Ti do la mia parola, mai nessuno lo saprà. Di me ti puoi fidare, di ma tu già m'andrà. E tutto quello che accadrà nel nostro cuore resterà. Diventerà un segreto che vivrà dentro di noi. Ti do la mia parola, ma non mi faccio aspettare. Con te voglio fa amore, non ti fa desiderare. Ma
Ma possiamo raccontarla questa cosa che io me la sono ballata tutta, questa ti do la mia parola? È coinvolgente da morire. E poi tra l'altro, e sono certa che Galletta lo sa come lo sa l'autore Sergio Donati, che salutiamo. Sergio Donati la parte letterale, il testo, giusto? Il testo, esatto. Sì. E la musica è del nostro amico Gino Da Vinci. E quindi un baciottolo anche a Gino Da Vinci. Sono certa che anche loro sapevano che quella canzone faceva il caso di Galletta, perché pare sia un'icona erotica per le donne di Napoli. Come mi questa cosa? Come ti senti ad essere un sex symbol napoletano? Dai, fino a questo fatto sex symbol. Ecco, buono, quando poi le donne ti dicono Natale, fermami qui, Natale, fammi questo e fammi quello. Signora Galletta, non si preoccupi, suo marito non cede agli avance e mi ha dato anche 100 euro per specificarlo. A parte che non mi ritengo tale questo sex symbol, diciamo che sono le canzoni che magari inducono a fantasie particolari e magari stuzzicano la fantasia delle persone che mi ascoltano. E la cosa più importante e il complimento più bello che mi possano fare è quando invece mi dicono canti bene, hai una gran bella voce, le persone sono innamorate del mio colore di voce, del mio modo di esprimermi. Scherzi a parte, è la cosa fondamentale, perché non c'è nulla di più mortificante, te lo dico io da donna. Non c'è nulla di più mortificante del fatto che magari tu ci impieghi una vita a raggiungere un obiettivo, uno scopo che sia attinente alle tue qualità e poi ti dicono un complimento che è di tutt'altra natura e ti dici che tenga a re. Sei bello, lo sai, grazie. Aite mamma che fotografia me l'ha fatta. Questo ti viene da dire? Certo. Però non lo dici per carineria. Senti un po', ritorniamo a parlare di musica, altrimenti poi dicono che mi allungo troppo, come al solito il mio solito bla bla bla. No. Volevo un attimino riallacciarmi a questa cosa che avevo temporaneamente lasciato cadere, il fatto di cui mi parlavi prima del tuo papà. Sì. Dicevi che il tuo papà era innamorato di un certo genere di musica, sì. Quindi voglio immaginare che tu sia cresciuto con Pane e classico. Sicuramente. E allora è un mestiere mio. Hai immaginato bene, E beh, voglio sapere come si rapporta Natale Galletta alla musica classica napoletana, che è un patrimonio che alla grande. Io nasco con la musica classica napoletana. Io avevo 6-7 anni, te l'ho detto poco fa, e cantavo già le canzoni classiche napoletane. No, quando avevi 6-7 anni cantavi, però quando sei nato piangevi classico o piangevi moderno? No, piangevo pure classico, un po' arabesco piangevo, alla mente proprio. Caginato, no, ti racconto un aneddoto simpatico. Andavo alle scuole elementari, sai, nel periodo natalizio si organizzano le andate al cinema nelle feste, prima della chiusura, certo. per le feste natalizie. E durante lo stacco tra l'intervallo tra il primo e il secondo tempo del film, la maestra saliva sul palco ti faceva esibire e diceva: qualcuno di voi vuole cantare? Io partivo dall'ultima fila perché ero sempre più alto di tutti e mi mettevano sempre nell'ultima fila. Partivo da laggiù e cantavo. Quanto sei alto, Galletta? Troppo assai, un 82, 83. Ogni qualvolta devo fare qualcosa con Galletta specifico, perché così è abbastanza equivoco. Ogni qualvolta devo presentare qualcosa dove c'è Galletta, devo mettere su un tacchettone non penso di quelli esagerati. Altissimo, sono altezza giusta, diciamo. Abbastanza alto. Quindi partivi dall'ultima fila e ti fiondavi. E il mio cavallo di battaglia era Dici d'incello voi. Ah, caspiterina. Sì. Cantavo sempre questa. Poi l'hai incisa col tempo questa no. E come mai paradossalmente non l'ho registrata. Come mai? No, ne ho registrate altre ma non questa. Motivo? Infatti a parte che sto preparando il CD nuovo e voglio preparare anche un classico dove includerò anche Dici d'incello voi. Dici d'incello voi l'ho registrata, ma l'ho registrata soltanto nel contesto in un lavoro discografico prodotto dalla Zeus. Dove ci sono io e altri cantanti che ricordiamo un po' le canzoni classiche. Quindi era un'equipe classica, tutta intera. Quella non l'hai incisa, però mi sono informata e so per certo che Tu sia una cosa grande, che poi è una delle più straordinarie che abbiamo qui a Napoli. Non è classica, ma lo diventerà. Però l'hai incisa? Sì, l'ho registrata. Sì. Non è che c'hai voglia di farcela ascoltare, mettiamo pure un po' di classico a questa serata? Certo. Me la canti, Galletta? A nozze. Ok, allora regia, se siete pronti, Tu sia una cosa grande, Galletta.
sì una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando io ti guardo così, sei pure tu ti senti morire, non mi dice, non mi fai capire, ma perché? Dillo una volta sola, sicuro tu stai tremando. Dillo che mi va bene con mia, voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così grande. Sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha già avuto mai, un bene così grande, così grande. Così grande. Io facciamo un altro applauso per questa Tosina cosa grande, regia. C'è la possibilità, il primo lo faccio io, guarda. Mi emoziona. Immancabilmente mi emoziona Galletta, tant'è che è successo qualcosa di splendido nella mia carriera, mini carriera, tra virgolette, ne parliamo tra un po'. Tu lo sai che è un casino di ammiratori, ammiratrici, ma tantissimi. Sì. Ah, ma stai sfuttendo? Ho visto che dopo la serata che abbiamo fatto alla Piazza del Carmine, no? Su Facebook è revutata. Ah, caspiterina. Sì. Click esagerati. Io non sono un grande navigatore, anche perché non ho un gran bel rapporto col computer, sono un po' negato, no? Anche perché non mi dedico tanto, se mi dedicassi avrei un rapporto migliore col computer. Però ho visto che... Cerchiamo di fare... Ho visto delle foto che abbiamo insieme e hanno fatto più complimenti a te che a me. Questo era normale, no? Assolutamente perché no. Sei una bella presenza, una bella donna, per cui i maschietti hanno messo... Complimenti. Ah, è vero, io ho un sacco di radioascoltatrici e di persone che mi vogliono bene che sono femminucce, Galletta mala lingua che non è altro. A proposito di computer,
Facebook, Natale Galletta. Natale Galletta, FB page. Sì, vabbè, ma sei sempre molto moderato, sempre molto mirato. Natale Galletta questa sera sarà qui, questa sera sarà lì. Ma è una volta che dici, io è un fatto voluto o semplicemente è dettato proprio dalla tua poca dimestichezza col computer? No, caratterialmente non sono fatto così. No, vedo che molte persone scrivono ogni momento della loro giornata, lo scrivono su Facebook, doccia time, gelato time. Ma guarda un po', queste persone che scrivono di tutto, tipo io che ho fatto la foto con l'iPad e tra un po' la pubblichiamo, assolutamente no. Proprio questa gente che scrive di tutto su Facebook, che si tagga da caratterialmente non sono fatto così. Ma per l'amor di Dio proprio. No, non mi piace. È per preservare la tua parte personale? No, non è per niente. Perché nel personale invece come sei? Sei il tipo, noi ti vediamo sempre tutto serio, tutto compito. Non è vero, no, io sono invece una persona molto allegra, sono di compagnia. Sei il tipo che schiaccia il 5 e dice, fratelli, cosa, oppure sei... Come? Quando sto tra amici mi diverto, ti porto qualche filmino qualche volta. Non facciamo prima andare tutti quanti a mangiare insieme, sì, però dico, quando sono con i miei amici con i quali ho più confidenza. Ti lasci andare, se tu mi inviti in una serata dove ci sono persone che vedo per la prima volta, naturalmente non assumo un certo atteggiamento. Devi avere comunque una sorta di confidenza con le persone che condivido la cena. Ritorniamo alla musica, perché come al solito poi va a finire che mi fa un cenno, taglia e mi pigli troppo collore. Prima che partano le dita lo faccio io. La canzone che pure a Napoli ha smosso la carriera di Galletta, in realtà è arrivata a Napoli indifferita, almeno in quanto... Indifferita è bello. Indifferita sì, perché il boom è stato fatto col ritardo, tant'è che è scoppiata a Napoli, poi correggimi tu se sbaglio, intorno al 93-94, ma in realtà nell'89 circa riecheggiava già in Sicilia una certa Mi son fatto l'amante. 89? 89, all'89, sì. È uscita a fine 89, questa Mi sono fatto l'amante, che in Sicilia e nel resto del mondo dove amano la canzone napoletana mi ha fatto conoscere, tranne che a Napoli. Cioè la canzone è arrivata a Napoli, non è arrivato Natale Galletta fisicamente, perché magari non c'erano produttori, organizzatori, manager interessati. C'era un'invasione di cantanti all'epoca, per cui magari non interessava a nessuno. Rimbombava soltanto la canzone e non conoscevano il personaggio. Non interessava a nessuno portare Natale Galletta a Napoli. Io non avevo nemmeno tanta voglia di venire all'epoca, perché avevo molto lavoro giù in Sicilia, e allora ho detto vabbè, per adesso restiamo dove siamo. E questa Mi sono fatto l'amante ha spopolato. Ma te l'hai rifatta veramente l'amante oppure... Vabbè, mo pure queste, Io sono ingenua, l'ho chiesto ingenuamente. No, già ci è voluto un mese per fare capire a mia moglie che era solo una canzone, mo te la già spiegavo pure a te. No, ma Natale Galletta lo vedo molto, molto ingenuo. Bravo, come me. Sì. Non lo vedo quindi il tipo che sì, potrebbe farla. Come te proprio, sì. Assolutamente. Io sono felice, quando mi vedono così io sono felicissimo, sto a posto. Comunque questa Mi son fatta l'amante arriva a Napoli ancora prima del personaggio Natale Galletta, poi suppongo avvenga un incontro che è decisivo per la tua carriera, che è quello con l'Opi Music. Sì. Me ne parli? E niente, con Enzo ci siamo conosciuti all'epoca, io ho fatto... Enzo è Polverino. Enzo, vabbè, io dico Enzo l'abitudine. Con Enzo Polverino ci siamo conosciuti negli studi della Power Sound di Carmelo Zappulla. Perché io il primo CD lo feci con Carmelo Zappulla, con la Power Sound di Carmelo, nel 1992, il famoso Quel vestito rosso, quel vestito rosso, sì, abbiamo fatto tutto tra noi siciliani. E poi amici chiude. Poi lì conobbi Enzo negli studi della Power Sound e da lì nacque questa amicizia con Enzo. E dopo 2 anni iniziò questo rapporto lavorativo con lui. Tra l'altro loro già venivano da un prestigioso team che era quello di Gigi Finizio. Sì, dico bene? Sì. Tutto il team lavorava per Gigi. Poi Gigi... Per cui anche loro hanno fatto una scelta. Gigi fece il primo Sanremo, allora gli imposero... Credo ti abbia inorgoglito, quindi. Ma sicuramente, gli imposero altre situazioni, un altro gruppo, altre cose, la produzione. Lui dovette lasciare e tu hai fatto lascio raddoppio e hai raddoppiato. Infatti. Tant'è che è raddoppiato che siamo arrivati ai giorni nostri e si è ancora legato fortemente. Sì. Ma io credo di essere l'unico cantante a Napoli che sta insieme allo stesso gruppo da 18 anni. Bello.
È sinonimo di? Come mai? È sinonimo di serietà la prima cosa, secondo me, di coerenza, di serietà e anche di elasticità. Perché c'è bisogno, come in Anche ogni di elasticità, convivenza, sì. c'è bisogno Certo. di allentare in alcuni casi, di Certo, essere un po' malleabile. Esatto. Certo. Senti Galletta, ma che ne pensi se la cantiamo un'altra? Anzi, ad esempio cantiamo proprio questa qui. La dobbiamo cantare, cosa? Io la canterei perché so per Mi son certo, fatto l'amante. almeno al mattino in radio funziona così, funziona che i pezzi antichi, quelli da Cascione, io ho proprio una rubrica, ogni ora mi va il pezzo... Ma mi sono fatto l'amante, la canto ogni che tanto, dice, l'amante sì, ogni tanto. caspiterina. Dice pure, da troppo tempo non ascolti una canzone, la Zizolfi te la scava dal Cascione. E dal Cascione questa sera ho scavato, mi sono fatto l'amante. Vai! Lei non mi dice sto male, ti prego, un forte mal di testa mi scoppia la mente, come fai tu con me quando ho voglia di amarti e non mi dai mai retta mentre io muoro per te. Lei non mi volta le spalle nel letto, non dice mai ti prego non rompere adesso, come mi dici tu e poi da forma sicura che io ti voglio bene e mai ti posso tradire. Mi son fatto l'amante, una bionda attraente, per me non si più niente. Lei mi vuole ogni istante, una donna bollente, è la mia dolce amante. Ma non è solo sesso, l'amore con lei, sentimenti profondi ci legano, sai. Mi dispiace per te ma è finita tra noi, e sei stata tu a volare così. Hai fatto sempre le cose sbagliate, facessi mai una cosa che a me fa piacere, ed io con mano scema ti ho sempre voluta, con la speranza che saresti un po' cambiata. Adesso basta, sta storia è finita, ormai mi sono stancato dell'asse, stasera ti ho dato troppo tempo per farti capire che io malgrado tutto tu volevi con me. Mi son fatto l'amante, una bionda attraente, con me non si più niente. Lei mi vuole ogni istante, una donna bollente, è la mia dolce amante. Ma non è solo sesso, amore con lei, sentimenti profondi ci legano, sai. Mi dispiace per te ma è finita tra noi, e sei stata tu a volare così. Perché mai l'amante dovrebbe essere bionda? Ecco, io adesso sarei a metà strada tra una moglie e un amato in questo caso. Perché si è sempre detto che la bruna è da sposare, la bionda è... A te piace la bionda o la bruna? Tua moglie è bionda o bruna? Mia moglie è castana. Una mimise. Sì. Quindi è bruna. Sì, è bruna, occhi castani, capelli castani. Poi tu sei del sud. Io amo la bellezza mediterranea. Mentre il Polverino è più proiettato verso più nei paesi dell'est. Bellezze nordiche, come dire. No, mi piace la donna mediterranea. dai colori scuri, sì, mediterranea. Che di solito si dice anche sia fianchi larghi e cellulite. Come? No, si dice che sia fianchi larghi e cellulite la donna. Voi non lo potete sapere perché siamo... Ecco, grazie regia, grazie regia. Proprio dall'alto dei miei fianchi, all'impiedi, grazie da parte del fianco destro
e del sinistro. Onorata, grazie. Dopo aver fatto vedere un attimino la parte barbapapà di me, ritorniamo a parlare di te. A proposito di biondo e brune, non è quello che contraddistingue l'amore nella vita, voglio dire, poi fondamentalmente Vabbè, quando ci si innamora si sta parlando di gusti estetici, si guarda però tutt'altra comunque io ora, a prescindere dal riesco tuo ad matrimonio, apprezzare tanto una donna quando ci parlo di come internamente, da quello che mi dice, da quello che mi trasmette, perché io ho incontrato anche donne che esteticamente mi piacciono tantissimo e poi non ti hanno appena le ho sentite parlare a pelle non è successo niente. Però invece parlando d'amore, sì, a prescindere dal fatto che tu sia sposato, mi racconti il punto di vista di un cantante che canta amore in tutte le sue sfaccettature? E l'amore, Per io Galletta, penso, e in questo momento mi sento molto Gigi io penso che Marzullo. l'amore sia una cosa astratta, secondo me. Argomentalo. È una cosa astratta perché è sulla bocca di tutti, ma nessuno lo mette in pratica. Si pratica poco e se ne parla Sono tanto. in pochi a metterlo in pratica, per cui io credo che l'amore sia quello condizionato, quello quando tu per una persona fai cose da pazzi, fai E di magari tutto. quando lo fai senza Quando scopo recondito. Quando si cominciano a mettere i puntini sulle i, si cominciano a mettere le condizioni, allora non è più il vero amore, diciamo. Beh, insomma, è anche vero che tutto poi varia da situazione a situazione. Ci sono situazioni che tu stesso hai cantato per carità, che sono per in carità, qualche modo meno felici oppure meno comode di quelle che però si possa immaginare. Io parlo dell'amore vero, poi ci sono tanti vari tipi di amori e ognuno lo interpreta a modo suo. C'è l'amore per la mamma, per la moglie, per la fidanzata, per i figli, ecco, sono vari. L'amore incondizionato, quello sul quale essere per i figli e non si discute, è quello, il rapporto genitori-figli. Quello è l'amore indiscusso. E per i genitori. Incondizionato. Ho detto rapporto genitori-figli. Ma che comprende sia l'essere figlio che essere padre. Quello è l'amore incondizionato, l'amore a 360 gradi. Che padre è Natale Galletta? Un padre permissivo, un padre all'antica? Diciamo che, come dite a Napoli? È un padre a mezza cultura. Sciacca e Maracà, come dite a Napoli? Bravo, mezza cultura. Cerco di essere elastico quando ci vuole e severo quando ci vuole. Anche quello è amore. A proposito di amore, Galletta fa capolino in tanti suoi dischi proprio al solito amore, quello più cantato, quello degli amanti. Quest'anno, dico quest'anno nel senso discografico, nell'ultimo lavoro discografico di Galletta c'è una canzone straordinaria a mio avviso che si chiama A due tempo fernisce. Credo che tu l'abbia anche interpretata in maniera straordinaria e dir poco, quindi passami un altro termine, idilliaca, ecco, malike, in maniera idilliaca. Se tu continui così, pensano che io ti abbia chiamata apposta proprio per... No, vabbè, tanto lavoreremo insieme, ci sarà il tempo. No, scherzi a parte, no, poi la gente da casa, quei pochi che mi conoscono sanno bene che io dico sempre quel che penso, quindi non me ne frega niente, magari di Galletta mi piaceva, dicevo, mo canta, due tempo fernisce, sentite, avella, no, a parte non mi sarei sprecata più di tanto. Prima che io conoscessi Stefania, altre persone, amiche, amici suoi, mi dicevano che lei era innamorata del mio modo di cantare, delle mie canzoni, allora... Non è di parte, ecco, sta dicendo quello che senti. Non l'avrei fatto assolutamente. Quindi, riallacciandoci a questa Due tempo fernisce, credo che sia sempre un'ottima sinergia quella tra Galletta e gli autori, perché ti hanno dato dei pezzi bellissimi e contestualmente anche tu hai indossato perfettamente ogni qualvolta il vestito che ti è stato donato. Diciamo gli autori del pezzo, no? Beh, mi sembra ovvio. Enzo Lucarelli. Salutiamo. Mariano Alfano, sì. Gli sfuggiva, gli mancava. No, mi ricordo sempre il nome e dimentico il cognome, allora Mariano Alfano. Facciamo così, non facciamolo più parlare, sentiamolo cantare. La cantiamo? No, c'è il video di questa. Ah, mannagiolina. Sì. Allora, so che mandano il video. Allora t'appengo. Okay. Vado a vedere il video. Vediamo e il video. Ciao. A due tempo fernisce. Ciao, come stai? Stanno tra mano e mano perché può capitare quando so freddo, può capitare che ti può dare una
persona sì, non sono io. Fallo aspettare, stasera scarfa da bugia. Tu sai come si fa. Ti voglio rinda non respira, ti voglio quando ancora, quando calore che sta bella mette brividi per cuore e mano, trema ne paura e trema l'ombra in faccio mura, fatti una poca più vicina, rinda anche le cuscine dove a me, a due tempo fornisce con te. Come già fa, va bene un po' che chiura a metà. Vado a vedere quando che sto a chiamare, guarda, sulla dose per a te. Ti voglio rinda non respira, ti voglio quando mi vuoi ancora, quando calore che sta bella mette brividi per cuore e mano trema ne paura e trema l'ombra in faccio mura, fatti una poca più vicina, rindano anche le cuscine, trova me a due tempo fornisce. Fai un momento, già sono mio, so come a te. E se prima con Ti do la mia parola ci siamo fatti sto flamenco, possiamo anche dire che ci sono stati vari lenti in studio questa sera con A due tempo fornisce, che ha catturato non soltanto la mia attenzione ma quella di tutti qui in studio. Quali sono i pezzi di successo quando vai a prendere un pezzo? Come si determina un pezzo? Si dice ok, chi stai? Mi deve piacere subito. Come quando vai a vedere una casa per abitarci? Mi deve piacere subito, perché se non mi piace subito si vede che non ha quello che voglio io. Non ti è mai successo tipo Se non mi gestiamo arriva questo, subito, facciamo quello? No, mi deve piacere subito. Almeno deve avere il capoverso del ritornello che mi piaccia subito, magari poi ci si lavora sulle strofe, sull'inciso, ci si lavora. Ti capita mai di prendere un pezzo e di immaginartelo già quando lo canti live? No, perché a volte tu li vedi in un modo e risultano in un altro. Guarda che ma Galletta Live la scelta delle canzoni non è facile, è molto molto difficile. Com'è Galletta Live? Galletta Live io cerco di dare sempre il meglio di me stesso. E il complimento più bello che la gente possa farmi quando mi esibisco dal vivo mi dicono quando canti tu, sentirti dal vivo, ascoltare il CD è la stessa cosa. Questa è una sua lingua, invece nella lingua che conosco io si dice Galletta Parodisc, ecco che è molto più sintetico e contestualmente, giuro, quello poi è il napoletano, è bello anche cioè a tal punto che mi è anche capitato in qualche posto che... Voglio augurarti che non si riferiscono all'aspetto fisico quando dicono Parodisc. No, per carità, no. Dico, è capitato in qualche posto che mi si è avvicinato qualcuno e mi ha tolto il microfono di mano pensando che io cantassi in playback.
E a quel punto si è reso conto che... Ma c'ha ragione la gente, se tu fai succedere un putiferio come fatto nel 2011 per San Valentino, era il Palapartenope, giusto? Palapartenope, sì. Ha ragione, Febbraio le persone 2011. rimangono perplesse e basite. Parlami un po' di questo successone Basite. Pure tu Perplesse? sta parola. No, c'è la verità proprio è solo rami sta No, ci parola. sta che la canale 5 che la dice tutti i pomeriggi. là. Ma Come da si quanto chiama? tempo la dice? Come si Io chiama? la dico da 3 anni a questa parte. Come si dico chiama sempre, la sono presentatrice perplessa e che fa quella che pomeriggio? fa non mi dire che tu sei quella di Barbara D'Urso. Ah, vero, Barbara D'Urso, sì. Io sento Ah, dire a fai lei. l'applauso. Cioè, Tu applaudi pure Barbara D'Urso che si dimentica che è napoletana a piacimento suo, tu applaudi. Quelle poche volte che vedo la televisione, sento che lei dice spesso Lei è basita da qualche tempo, io sono per perplessa e basita almeno da 3 anni e chi mi segue lo sa. Comunque sia, vogliamo parlare di questo concertone esagerato che riecheggia ancora nell'aria nonostante ce ne siano stati degli altri? Che cosa accadde? Quel San Valentino del 2011 non è un San Valentino interrogatorio. 2011 è stato il mio primo concerto, evento grosso in Campania. L'abbiamo organizzato nei minimi dettagli ed è riuscito come E noi... poi innanzitutto che abbiamo qualche scena di qualche tuo Sì, concerto. sì, non so come se- noi se la speravamo. regia intanto Se che la noi regia ci fa vedere qualche facciamo un po' di immagine del salotto. Palapartenope, sì, sì, sì. Comunque Ed è- praticamente questo è stato il tuo primo evento dove ti sei in qualche modo consacrato nel live a grande scala. Sì. Pensa che eravamo partiti dal Palapartenope piccolo, dalla Casa della Musica e grazie regia. Perfetto, le immagini Grandi, stanno Campania venendo. TV, tutti grandi. No, ma questo qui però non è il Palapartenope. No, No, questo... questo qui lo conosco. No, Ah, dei concerti, beh, in allora generale, questa è Piazza certo, Mercato, la perfetto, regia esatto, sta infatti mandando questa pure la conosco. un potpourri di immagini Sta tipa che live. presentava Questa è Piazza del Carne, mamma mia. Aspetta che ci arriviamo a mano a Mamma mano, mia. parliamo, concentriamoci su San Dicevo, Valentino. eravamo partiti dalla Casa della Musica che può contenere circa 1000-1200 persone, ma già 15 giorni prima dell'evento era pieno, erano finiti i biglietti. Hai pensato in maniera modesta come sempre. E allora mi chiamò il signor Manna, il proprietario del Palapartenope, e disse: Galletta, qui dobbiamo passare alla grande. E io, sai, sono rimasto basito E perplesso e pure. perplesso. Ho detto: ma con me dobbiamo passare alla grande, no? Oggi sta pazziando il signor Manna. Invece abbiamo chiamato la Ticket One che era interessata alla prevendita. E dice: no, è vero, Siccome quello era il primo abbiamo riempito. grande evento tuo, come ti sei sentito un attimo prima di esibirti? La voce non usciva il fiato. Addirittura? Sì, le parole non uscivano. Usciva il fiato, ero troppo emozionato. Poi man mano dopo Poi è arrivato lì, dopo la secondo me, seconda, la prima terza volta. canzone mi sono Addirittura, sì, caspiterina, quindi è sì, perdurata no, questa emozione. ci è voluto, sì. È una Bellissimo. cosa che ti ha segnato Abbiamo particolarmente, ottenuto, credo abbia abbiamo segnato ottenuto anche quello la che tua carriera. volevamo, 3000 presenze al Palapartenope a Fuorigrotte, bella, una grande soddisfazione. Da lì si è partito, però non si è mica fermato No, lì. poi abbiamo fatto a gennaio il Pamagiù Stiamo giù, sì. a Casandrino. Questo nel 2012, però. 2012, gennaio quindi nell'anno 2012 corrente. con l'amico nostro Mimmo Landolfo abbiamo fatto il Pamagiù a Casandrino, un altro pianone, oltre 1000 persone e poi quest'estate E poi il lì grande gioco evento. in casa. E lì ho avuto il grande onore di poter presentare insieme a Cristian Gambardella la tua serata, il tuo debutto nella piazza popolare di Napoli che è Piazza del Carmine, Piazza Mercato. Beh, una grande piazza, una grande soddisfazione. Io ancora, se penso al boato, quando hai detto il mio nome e sono salito sul palco, ancora mi vengono i brividi. A chi lo dici? Cioè, se lì non usciva la voce al Palapartenope e Piazza del Carmine stavi svenendo. Io voglio raccontare un aneddoto che sicuramente Galletta adesso si incavola, però siccome facciamo le cose perché ci dice a capi, non soltanto per favorire gli artisti, quando c'è stato questo concerto in realtà la pubblicità è stata veramente poca. Sì, Siamo stati sì. in campagna pubblicitaria per poco tempo e non era assolutamente una Sì, a tal punto che io lo volevo annullare, per carità. non è stata Dobbiamo una dire le pubblicità cose come proprio stanno. martellante in ogni dove, insomma, è stata abbastanza microscopica e poi Sì. è partita con un ritardo esagerato, tant'è che forse è stata pubblicitata 15 giorni prima. No, neanche. Una settimana, Ma una forse settimana. 10 giorni, Una va? settimana, sì. 10 giorni Sì. prima. Al che Galletta, che è una persona tutta d'un pezzo e molto serio anche sul lavoro e quant'altro, onde evitare di non raggiungere l'obiettivo secondo lui che si era prefissato, L'unica volta che mi sono dice, sbagliato. vabbè, in a vita quel mia. punto io quasi quasi vorrei declinare, rimandarlo alla data da destinarsi per fare qualcosa di impeccabile. Al che io la sera prima gli dico al telefono: Galletta, hai presente le tue più rosee previsioni?
che ci vogliamo scommettere che le superiamo? E lui mi dice, Stefania, cioè proprio tecnicamente è impossibile perché praticamente non c'è pubblicità, non c'è stato tempo, quindi non potrà accadere, manco quello che dico io, pensa a quello che dici tu. Bello, una grande soddisfazione. Un flashback di quella serata, che cosa ricordi? Napoli mi ha dimostrato che mi vuole veramente bene. Che ti ama. Ti giuro non credevo, è andato tutto oltre le mie aspettative, appunto proprio per questa mancanza di pubblicità. L'evento è stato poco promozionato, per cui pensavo che venissero poche persone. Invece ci siamo buttati e ho detto vabbè, facciamola. Oppure che ne so, un flashback di quella serata che ricordi particolarmente con trasporto, che ne so. Per esempio il fatto che tuo figlio si è esibito davanti a così tanta gente. Sì, vabbè, mio figlio Giovanni era esterrefatto, dice papà, Possibile. come faccio a cantare qua? Dice tu mi fai cantare qua sopra, dice con 30.000 persone come fai? Era bellino, era emozionatissimo. Pure io sono emozionato. Io eravamo emozionati tutti. No, io ero dietro al palco, no? Nei gazebbi, mi trovavo all'interno di un gazebo e si è affacciato mio figlio fuori dal gazebo per vedere un po'. Ho detto papà, ce n'è gente? Ho detto ma c'è, la gente è venuta. Ho detto papà, in siciliano, minchia è tutto chino. Sai, con l'esclamazione sicule, minchia papà, è tutto chino. Ho detto come è tutto chino? Dice sì, è tutto pieno papà, non si vede neanche un centimetro di spazio libero. La cosa straordinaria è che c'è gente nei vicoli oltre la piazza. Bello. Poi amici miei, a Via Marina. Amici miei che stavano sui balconi degli appartamenti adiacenti, no? E mi dicevano che stavano anche persone dentro i vicoli adiacenti piazza del Carlo. Cioè nei vicoli, non in piazza. La strada, Via Marina bloccata dai motorini. C'era un casinone. Ma bello, Massi Marcello conferma. Perché anche Massi Marcello quella sera c'era, ovviamente, sì. Ma come tutti i tuoi autori. Ma lui e Turco mi seguono dappertutto. Al Pala Partenope erano in prima fila. Senza offese. Senza offesa. Pensa che lui mi ha detto che al Pala Partenope, quando sono uscito e ho iniziato a cantare, la mia voce, loro erano vicino all'impianto, no? Non sentivano la mia voce, sentivano la voce delle persone alle spalle che cantavano insieme a me. Ho fritto un gol, avete visto? Lui è verace come me. Sì. È molto verace. Vedi, allora pure lui ti sta idolatrando. Questo mi fa impazzire quando mi viene a portare le canzoni. Che come lui... fa, Angelo? Frate, che sta è una bomba. Ma so che tu stai preparando anche il nuovo lavoro discografico, te l'ha portato già qualche bomba? O si deve attezzare, attrezzare? Polvere da sparo ne non lo dico il titolo, però è bello. No, per scaramanzia non si dice. Però siccome ti sei fino adesso ho un solo pezzo di Arciello e Turco, però secondo me fino a mo' è più commerciale. Bello. Allora, se siete tutti d'accordo, siccome Galletta ha sudato soltanto il pensiero di quella serata a Piazza Mercato, io direi di mandare un video, ad esempio Mai Mai Mai, se ti piace. Mai Mai Mai? Te like? Lo dobbiamo fare? Ma come lo dobbiamo fare? Ma pensa un po' a te. Ma il video Mai Mai estrapolata dal Pala Partenope oppure il video proprio il video come ufficiale? Preferito? Il video ufficiale, regia? No, pensavo dal concerto. No, non riattaccato. E stia terza volta che telefono. Dammi solo tempo per dicere che la canto cuore si per me. No, non è così. T'hanno raccontato solo chiacchiere. Non c'è sta nessuno, tu mi a credere che st'amore non ha da morire. Lo giuro non te lascio mai, mi sono sempre innamorato, voglio a te non voglio nada, mai, come te pensi non lo sai, e regalami un figlio che assomiglia solo a te, dammi un'occasione, io ti voglio incontrare, tu sei
sapere si mi tiene ancora rindall'anima. Io si chiama, tu stai rindell'agrima, non esiste niente prima di te. Mai, 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 ti giuro non te lascio mai, io sono sempre innamorata, voglio a te, non voglio nada. Mai, 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 come te pensi non lo sai, e regalami un figlio che assomiglia solo a te. Dammi un'occasione, io ti voglio incontrare, tu sei un'emozione, fammi ancora tremare, aspettato rindogare, non aspetto nada amore, tutta di te voglio ancora sempre solo a te. Mai, 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 ti giuro non te lascio mai, e se pure mi fai male non te lascio mai. Mai, mai, mai. Mai, mai, mai. Mai, mai, mai. Navala, navala, chiudo canta, chiudo sentami, rende vita questa voce. Decisamente di pronta presa, e lo so perché anche alla radio ha attecchito esageratamente questa mai, 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 poi fatta in casa come dicevamo poc'anzi, casalinga del tutto, perché è firmata Happy Music, che poi è il tuo gruppo. Senti Natale, io voglio ringraziare insieme a te Campania TV, perché credo che una chiacchierata così bella non potevamo trovare location migliore per farla. No, non ci sarebbe stato luogo stati dei canti. migliore dove poter dialogare così tranquillamente, così serenamente. Mi è piaciuta anche l'idea di ripercorrere in tappe brevi e simpatiche la tua carriera, che insomma aspetta ancora tante meraviglie, a partire dal disco Beh, ci vorrebbero. dove Avrei contribuirò anch'io con la mia tante di quelle coordinazione. cose ancora da raccontarti, ma tantissime però. Ci Ma vorrebbe, chissà, ci vorrebbe insomma, una puntata almeno di 4-5 ore chissà da che non ci possa raccontarti. essere una replica, insomma una puntata. Dovremmo fare delle a puntata, dovremmo farle. Facciamo Natale Galletta Story? Settimanalmente. Natale Galletta fotoromanzo, lo mettiamo pure in posa così. Questo è Arcello per chi non l'abbia Oh, capito. io un po' alla Ridge napoletano. È Ma troppo dai, bello. ma volete The farmi like. questo fatto? Natale, ne scherziamo perché sappiamo che ti mettiamo in imbarazzo. Lo so quando che tu usciamo, scherzate. Natale. Bravo. Hai visto? Guarda, dopo ti imparare poche conferenze a Natale, però. Tornando a noi, vogliamo fare qualche saluto per chiudere questa splendida serata dove Campania TV Certo. ci ha fatto stare al 100% proprio pollice in su. Vabbè, salutiamo la Music Live di Carlo e Subito, Clemente subito. Menzione, che è oltretutto lo sponsor di questa trasmissione, doppi saluti. di questa puntata del Natale Galletta Storico. Sì, Certo. l'abbiamo improvvisato il titolo Come ha di detto questo la tua programma. coordinatrice artistica. Ok. E poi basta, Ormai è dichiarato. io saluto